Allora, un nuovo vlog. Pepe che mi guarda perché sta uscendo col risotto di fuori. Vorrei mettermi qua seduta. Devo capire se ci riesco in qualche modo. Forse. Questo è il risotto, il riso che avevo messo via sottovuoto in congelatore. Non era già cotto. Io praticamente ho messo tutto, ve l'ho detto come ho fatto, ho messo tutto mischiato insieme, tot riso, tot verdura, in questo caso zucca, e spezie e il brodo in polvere, 2 cucchiaini, messo tutto sottovuoto in congelatore, e oggi ho tirato fuori e ho preparato questo. Ci ho aggiunto solo un cincinin di sugo lampo, di conserva di sugo lampo, si chiama sugo lampo, ecco, e un po' di formaggio, ci sta un po' di formaggio. Allora, non ho messo sale perché ho detto c'è il brodo in polvere, ci sono le spezie, ma secondo me manca sale. Ok ragazzi, manca sale. Comunque è bello, buono, un bellissimo colore arancione. Niente, oggi ho preparato questo. Almeno ce li ho già là in congelatore, non si sta tantissimo, madonna che capelli che ho. Non ci si sta tantissimo a preparare, no? Vabbè, oggi ho fatto un casino di cose al lavoro. Poi io e una mia collega abbiamo risolto una questione che avevamo là in sospeso da, non dico un mese, ma da un po' di tempo. È che mi serviva il suo aiuto e io ho passato un periodo davvero molto impegnativo e non avevo mai tempo di star dietro a sta cosa qua, e quindi oggi finalmente abbiamo risolto. Ho controllato, tornano tutti i conti, perfetto. E buon, questo è. Vedete che ho caldo, ma sinceramente io ho caldo così, perché c'è caldo, solo che poi viene freddo perché c'è aria, però in questo momento non c'è neanche aria. Oggi io mi aspettavo pioggia tutto il giorno. No, oggi non c'è pioggia. Prima era uscito anche il sole, quindi io davvero non capisco più questo meteo, cioè non è più neanche tanto affidabile secondo me. Cioè le previsioni non sono proprio affidabilissime. Ecco, è uscita l'aria proprio adesso che mi sono tolta la maglia. Vabbè. E sì, sono ancora con la dolce vita, siamo quasi a maggio e sono ancora così. Ma perché la mattina io ho sempre tanto freddo, e anche in ufficio, nonostante il riscaldamento, ho sempre tanto freddo. È perché sono stanca, allora sono sempre un po' con la miseria. E niente, dai, mangio e poi non so che cosa farò sinceramente. Vorrei già mettere i fiori, ma non quelli veri, sapete che ho quelli finti dall'anno scorso. Ecco, ieri ci stavo pensando di mettere già i fiori, perché darebbero un po' di colore, perché adesso stanno iniziando a fiorire anche gli alberi e quindi darebbero un po' di colore in più. Però è ancora aprile, è ancora presto secondo me, non so. A maggio sicuramente li avrò già fuori, sicuramente. Oh, sono a casa, piove, fuori piove, sta uscendo il sole ma piove. È veramente primavera, c'è un tempo stranissimo. Oggi la mia collega mi fa: che abbronzata che sei! Ma è perché sono così? Perché tutto l'inverno ho camminato tantissimo fuori, quindi ho la faccia tutta abbronzata. Da qui in giù sono bianchissima, sono bianca come il latte proprio, bianca bianca. È perché chiaramente in inverno non è che cammini scoperto, quindi. Allora, apro un attimo, passi un po' d'aria. Anzi, no, lascio solo così, non apro del tutto. No, perché poi c'è il gatto, poi non mi fido, ho sempre paura che cada giù di sotto. C'ho sempre sta ansia. Adesso che poi è un po' più vecchio, Pepe, finché era giovane mi fidavo abbastanza, ma adesso basta un niente che fa presto a cadere giù di sotto. Vabbè, ho passato l'aspirapolvere, ma io vedo pieno di roba per terra, non capisco. Forse non funziona più tanto bene. Vabbè, niente, allora, cosa vi dico?
aggiornamento, anche oggi è andata, domani sarò a casa, anche Franz sarà a casa, domani sarà festa, quindi un giorno di relax di nuovo questa settimana, cioè tutta una festa, è che noi non facciamo il sabato a casa, quindi diciamo che è un po' scomodo perché negli altri uffici, essendo a casa il sabato, cioè stanno a casa già domani, fanno ponte, cioè fanno il weekend lungo, e invece noi niente weekend lungo, purtroppo. E vabbè, pazienza, insomma, quello che c'è, insomma, è già tanto che siamo a casa, quindi non possiamo pretendere troppo. E tra l'altro sabato inizieremo cioè io inizierò alle 6, mezz'ora prima rispetto al solito. Devo ricordarmi di mettere la sveglia, di anticiparla, di togliere quelle di domani e anticipare quelle di sabato. Mamma che traffico! Comunque devo modificare un po' le sveglie. E poi ci sarà ancora una festa la prossima settimana. Che casino, solo che sarà di giovedì. Vabbè. Allora, oggi ho fatto un po' di formazione a 2 mie colleghe e insomma, tantissime informazioni, poverine, tanta confusione, tanta confusione. Ho fatto un po' di formazione a loro, torneranno su perché comunque una sola volta non basta, ma questo io lo sapevo già. Anche perché poche ore, 2 orette neanche, quindi non basta assolutamente. Non ho neanche finito il lavoro di oggi, era ora di timbrare, ho detto rimando tutto a sabato, farò sabato, e ho timbrato, sono andata via. Non ho neanche finito il lavoro di oggi. Proprio zero, ho detto no, rimane tutto là, non mi interessa, sabato è un altro giorno. E tanto sono io che devo sistemare, quindi non è un problema, insomma. In 448 poi ho sistemato, quindi vabbè, adesso devo pensare cosa fare da mangiare. Datemi un'idea. Non so cosa fare, non so davvero cosa fare da mangiare, e adesso ci penso. Mi manca anche verdura, cioè ce l'ho la verdura, il problema è che ce l'ho o congelata e fresca o qualcosina, ma ci vuole comunque un po' di tempo per preparare. Vorrei qualcosa di veloce. Adesso vado a vedere in congelatore che cosa c'è. Sicuro trovo qualcosa. Perché il mio non è un gatto normale. Ciao. Sei comodo nella maglia, vero? Vabbè, stai là dentro al calduccio. Aspetta che te l'apro un po', se no. Ciao. Sì, non è normale, lo so. Infatti io metto le maglie qui perché a lui piace andare dentro le maglie, così. E lui si trova bene così. Quando ha freddo viene qua, gratta, e se ci sono io qua o se c'è Franz lo aiutiamo a entrare, gli apriamo la maglia, se no si arrangia anche da solo. Vabbè, così è oggi. Io sono qua sul divano, sono settimane veramente stancanti queste. E anche le prossime saranno così. Vabbè dai, finché è così. Cioè, alla fine vola anche il tempo così. Cioè, anche al lavoro passa il tempo, perché ho tanto da fare, allora. Dai. Basta. No, sto continuando a inquadrare così, ma in realtà non ho niente da raccontarvi, era solo per farvi vedere Pepe. Niente di più. Vabbè. Comunque sono qua che mi rilasso, adesso rispondo a una mia amica, che in teoria oggi dovrebbe tornare a casa, dovrebbe arrivare qua. Vabbè, non lo so, in teoria. E si fa il weekend qua su, solo che non so se riusciremo a vederci, perché comunque ha i suoi impegni. Allora, che giorno è oggi? Qui è il 25 di aprile. C'è Franz che sta tagliando erba. Io ho detto, ma guarda che si mette a piovere. Vabbè, intanto provo. E quindi sta tagliando l'erba. È che è bagnatissima, è difficile tagliare l'erba così perché si incastra tutta. Mi sono messa qua sul divano e adesso mi metto a... che capelli! Che avevo la coda e sono un po' mossi. E mi metto a giocare un pochino con la Nintendo,
con Animal Crossing, così mi rilasso un po', perché è veramente un gioco rilassante. Chi non ha mai provato a giocarci non può veramente capirlo, ma è tanto rilassante. Anche la sera mi piace, però ultimamente non ci riesco. Sono riuscita l'altra sera, ma sono talmente stanca che non riesco neanche a mettermi, cioè neanche a provare a iniziare a giocare. Non sta ancora piovendo, quindi Franz sta ancora tagliando erba, penso si senta il rumore. Oggi per me invece è giornata relax. Non ho intenzione di uscire adesso. Di neve ne ha fatta in alto stanotte. Sì, c'è tutta neve fresca, si vede. Tutta fresca. Pepe si fa la nanna lì. Lui adora quella cuccia lì. Ecco. Allora il tappetino l'ho messo sotto al tavolino e ci gioca. E invece lì gli ho messo quella. Che bella quella cuccia. Gioco un pochino con sta Nintendo e via. Ho dormito stanotte abbastanza, ma mi sono anche svegliata da certo, sono dovuta andare in bagno, ho avuto tanto mal di pancia ieri sera. Purtroppo ho mangiato uova e a me le uova fanno così. Allora, se sono uova all'occhio di bue con il tuorlo poco cotto o non cotto, allora non mi fanno particolarmente male, le posso mangiare una volta a settimana, non devo esagerare però. Se invece mangio uova cotte, col tuorlo cotto, tipo ieri sera ho mangiato uova sode, io sto veramente male con l'intestino. Infatti ieri sera stavo malissimo, mi era venuta anche la nausea. E poi tanto nausea, poi era andata via, tantissimo mal di pancia e ho preso il Buscopan sia ieri sera che stanotte. Ho dovuto prendere 2 pastiglie, 4 praticamente pastiglie, perché sennò non sarei riuscita neanche a dormire. Tempo che ha fatto effetto, poi mi sono anche addormentata perché si sono calmati i crampi e quindi sì, però io le uova proprio non le tollero. Eh sì, la libellula è interessante. Dov'è la libellula? Ma io non la vedo. Non c'è più. Ci sono solo io lì, con la roba stesa. Dove la vedi la libellula? Non c'è più, eh? Ma no, è andata via. Non c'è più. Ah, ecco, questa è la sua postazione. Ogni volta che c'è qualcosa di interessante si piazza là sotto la TV. Per fortuna non salta su per prendere quello che vede. Cioè, se no, va bene che la TV è incastrata lì, però... Perché è davvero a incastro là dentro. Non so come abbiamo fatto a metterla, veramente. Interessante? Ma ci sono solo io qua, non ci sono insetti, perché è andata via la libellula. Io non so cosa vedi. È il pupetto che si muove. Basta. Siccome questo video è stato un po' noioso secondo me, io lo chiudo qua e spero nel prossimo di farvi vedere qualcosa in più perché ma davvero queste giornate non si fa niente, cioè si sta a casa e basta, quindi la vita è questa, lavoro, casa, lavoro. A casa se ho voglia faccio qualcosa, se no non faccio niente. Ecco, erba tagliata. Io devo andare anche in orto a vedere di sistemare un attimo. Che era bagnatissima. E con l'aggiornamento dell'erba tagliata adesso vado a spostare la macchina e siccome sono le 11:30 quasi, penso al pranzo perché non vorrei ritrovarmi a mezzogiorno e mezzo a doverci pensare, quindi ci penso adesso. Ho già una mezza idea in realtà, quindi devo iniziare a mettere la roba a cuocere e freddo, sono piena di miseria, ho 3 maglie, ho la dolce canottiera, dolce vita, maglia di Pile e altra maglia di Pile e ho freddo. Cioè, ancora che non ho la sciarpa, ma io ho dei veri problemi perché non posso avere così freddo. Cioè, non c'è così freddo qua dentro. Vi dico anche quanti gradi sono. 18 gradi, cioè non c'è freddo. Beh, io sto congelando. Vi saluto, spero nel prossimo video di farvi vedere qualcosa in più. Intanto spero di avervi fatto compagnia come sempre e alla prossima.